Così, maschere sul viso, senza scrupoli e violenti, 5 ragazzini hanno messo a segno rapine, furti e spaccate fra Casale sul Sile e Casier Preganziolo e Mogliano Veneto, giovanissimi fra i 15 e i 20 anni, ma con tecniche da malviventi professionisti. Tutti conosciuti alle forze dell'ordine, avevano deciso di fare un salto di qualità nel mondo criminale. Basti pensare che erano sfuggiti a un autoradio dei carabinieri che era riuscita a intercettarli subito dopo un colpo e successivamente, col passare dei giorni, modificavano le loro strategie tanto da rubare le autovetture e cambiare le targhe per dissimulare appunto le loro malefatte. Hanno colpito tra gennaio e febbraio di quest'anno. Grazie alle telecamere di videosorveglianza la baby gang è stata fermata dai carabinieri di Treviso, arroganti tanto da filmarsi durante i colpi. I componenti della banda si compiacevano delle loro gesta. Abbiamo trovato sui dispositivi che abbiamo analizzato dei selfie fatti prima delle loro scorribande e addirittura poi successivamente cercavano degli articoli di stampa che li riguardassero proprio per commentarli insieme. Dovranno rispondere di ben 17 capi di imputazione che vanno dalla rapina al furto aggravato, dalla ricettazione alla resistenza a pubblico ufficiale. Oltretutto anche violenti. Sì, c'è il caso di una rapina, è il primo episodio, in cui non hanno esitato a colpire e percuotere con un pugno un signore di mezza età che fuori dalla propria abitazione solamente per sottrargli 100 euro e le chiavi del furgone. Fra i colpi, 10 e 12 gennaio, 2 furti ai danni di una pescheria dove avevano sottratto denaro e generi alimentari di pregio. Sempre il 12 gennaio una spaccata ai danni di una tabaccheria d'Ossone, il 29 un'altra tabaccheria a Casale e poi decine di furti di autoveicoli, targhe e materiale vario rubato da garage e parcheggi, una banda pronta a tutto. Abbiamo trovato a casa di alcuni indagati una pistola a scacciacani modificata e priva del tappo rosso e con i segni distintivi nascosti, occultata all'interno di un armadio. I 3 maggiorenni, 2 trevigiani ed un veneziano fra i 18 e i 20 anni si trovano agli arresti domiciliari. Per una ragazza di 16 anni veneziana è stato disposto l'obbligo di permanenza in casa e il 15enne, sempre veneziano, è stato affidato ad una comunità.